Buonasera a tutti ragazzi, stasera voglio parlare di film che hanno lasciato il segno, diciamo, nel vero mondo. In effetti questi film di horror hanno preso parte forse davvero nella vita intima. Quello che più, diciamo, fanno pensare è tipo, dico uno tanto per dirlo, è The Omen. Molti penso che l'abbiano visto, Il Presagio. Questo è un horror 1976 e questo film è costellato da eventi nefasti fin dal primo giorno delle registrazioni. Ciao, Avvocatella. Alcuni esempi, ragazzi: l'aereo su cui viaggiava il protagonista venne colpito da un fulmine e la stessa sorte toccò a distanza di pochi giorni a quello su cui viaggiava lo sceneggiatore stesso del film. Come se non bastasse, ragazzi, il regista fu investito da un'auto e l'addetto agli effetti speciali, autore della sequenza della famosa decapitazione del fotografo, se vi ricordate, ebbe un incidente d'auto. Guarda caso, ragazzi, nell'incidente la ragazza con cui viaggiava fu proprio decapitata nell'incidente. Quindi guardate un po', diciamo, quando davvero la finzione diventa realtà. Quindi l'hanno definito un film, diciamo, maledetto in effetti. Poi l'altro film che è per eccellenza, ragazzi, secondo me maledetto, ragazzi, è Poltergeist. Poltergeist penso che tanti l'abbiano visto, in effetti. La famosa bambina biondina davanti al televisore, credo che chiunque di noi l'abbia visto. Quindi anche qui ci sta proprio una serie di eventi tragici pazzeschi. Quindi in effetti questo film qua, vi ricordate, Poltergeist, demoniache presenze, in cui la piccola biondina Ethel O'Rourke veniva risucchiata dal famoso televisore e poi stava su per la casa. Quindi diciamo che anche qui la storia viene proprio quasi maledetta. In effetti la maledizione pare abbia preso proprio tutto il film. In effetti in queste scene, allora, in queste scene del film hanno usato scheletri viventi, in effetti veri, perché comprare quelli là, diciamo, di plastica costava troppo, quindi hanno usato veri scheletri per fare il film. Poi hanno girato su un cimitero davvero maledetto dagli indiani, come poi davvero nel film viene descritto. Quindi poi c'è stato Poltergeist 2 e Poltergeist 3. Quindi diciamo sono stati tre in effetti, diciamo. La bambina, ragazzi, morì nel 1988 a solo 13 anni da una complicazione dovuta al morbo di Crohn. Poi una tragica sorte toccò, se vi ricordate, a Dominique Dunne, che nel film era la sua sorella maggiore. L'attrice venne per puro caso strangolata dal suo ex fidanzato e qui era il 1982. Aveva soltanto 23 anni. Un'altra strana morte, sempre di quei personaggi, fu quella di Lou Perry, l'interprete del primo Poltergeist, che fu ucciso a colpi di accetta da un malato di mente nella sua casa ad Austin, in Texas. Quindi continuano, ragazzi, le morti strane, restano due morti. Quello che ha toccato il grande Julian Beck e Willie Sampson, entrambi in Poltergeist 2. Il primo morì di cancro allo stomaco a 60 anni, il secondo invece a 53. Vi ricordate? Uno era l'indiano e l'altro era il reverendo, quello lì scheletrico che camminava. Quindi l'indiano e il reverendo anche sono morti. Quindi diciamo che in questo film, ragazzi, quasi tutti quanti sono morti. Si sono salvati davvero in pochi. Quindi diciamo che
nella vita reale questa cosa è avvenuta per davvero, quindi diciamo che coincidenze, casi, non si sa. Comunque fatto sta, ragazzi, che è successo davvero, quindi non è che è un caso. Ciao Stella. Quindi diciamo, in effetti i film maledetti sono tanti, in effetti, come anche diciamo anche l'esorcista, ragazzi, anche il film dell'esorcista, le riprese della pellicola non cominciavano. Va bene Stella, dopo lo scrivo. Le riprese della pellicola non iniziarono nel migliore dei modi, infatti un incendio provocato da un cortocircuito quindi distrusse gli interni della casa della protagonista Regan McKelly, la famosa Linda Blair. Quindi il film subì sciagure durante tutta la lavorazione. Alcune persone morirono, alcuni attori addetti alla troupe, la nonna di Linda Blair, il fratello di Max, e fino quando la pellicola uscì nelle sale il produttore morì per complicazioni legate a un'influenza. Quindi anche la famosa pellicola L'Esorcista, quella del 1973, vanta di morti misteriose, quindi legate forse a maledizioni o altro, non lo so. Comunque tre film, ragazzi, diciamo uno peggiore dell'altro. Frate Home, Pottergeist e L'Esorcista, in effetti tutti gli attori, compresi le comparse e tutto, ci hanno rimesso la pelle. Quindi L'Esorcista io l'ho visto e questo fa paura. L'Esorcista rimane il film cult per eccellenza come horror, che lì vedi davvero il male in persona. Quindi il film L'Esorcista, anche se sono passati tanti anni, fa paura ancora. Poltergeist è più diciamo a livello mentale, in effetti ti fa vedere come un'altra dimensione, quindi ma anche incute timore. The Omen è uguale più o meno all'Esorcista, anche se questo sarebbe l'ascesa dell'Anticristo, in effetti. Quindi partiamo da The Omen, il presagio che nasce da uno sciacallo e poi diciamo diventa l'Anticristo, quindi comanderà gli eserciti e quindi devono distruggerlo. In effetti sono tre film, diciamo, abbastanza belli da vedere, anche se quello che rimane sempre più brutto, ragazzi, è L'Esorcista. Poi ultimamente sono usciti altri film pure belli, tipo come L'altra faccia del diavolo, Conflitto finale, sì, me lo so, me lo so visto. In effetti ci sta L'altra faccia del diavolo, The Conjuring, ci sono tanti altri film bellissimi da vedere, quindi però questi qua. Sì, sì, l'ho visto The Order, sì, sì, non è terrificante, ma è fatto bene. Sì, il rito, sì, sì, l'ho visto il rito, anche mi è piaciuto molto, anche perché lo interpreta Anthony Perkins, quell'attore famoso, quindi un attore famosissimo lo interpreta, che incomincia, se ti ricordi, a tremare con la mano quando ha il caso di possessione, incomincia, quando prende la mano della bambina incomincia a tremare. E lui aveva detto al ragazzo che quando incomincia la possessione la mano incomincia a tremare. Guarda caso si impossessa proprio di lui poi al finale. Quindi sì, vomita gli odi, sì, mi ricordo bene. In effetti il ragazzo non si vuole fare capace quando vomita gli odi, li tocca, li vede e non si fa capace come sia potuto, diciamo, accadere questo qui, questa cosa qui. Ad esempio invece dell'altro film di diciamo l'evocazione, oppure tanti film Tenun, ma no, li ho visti davvero tutti, ragazzi, quindi sono proprio un fan dell'orrore. Poi un'altra serie TV che mi piace molto, che sto guardando, però diciamo in inglese lo sto guardando, è Supernatural. È una serie TV americana che stiamo alla 15ª stagione, quindi sono 15 anni che me la vedo.
è la lotta di due fratelli, Sam e Dean Winchester, che combattono, diciamo, contro il male. Quindi diciamo che sono quasi un accanito di tutte queste cose strane, come le chiamo io. Quindi diciamo che non me ne perdo neanche uno di film di paura. Quindi tra Libera c'è mare, Vocazione Te Congiù, Annabelle, tutti me li sono visti, ragazzi, non me ne perdo. It, il pagliaccio, la bambola assassina, Freddy Krueger, Nightmare 2, 3, 4, ma tutti, ragazzi, non è mai saltato. Come esce un film per cinema, lo cerco subito in inglese, non mi importa, lo sento anche in inglese in lingua originale, lo devo vedere. Quindi a volte capita che sta nelle sale in America, lo cerco in streaming e lo trovo, me lo guardo in originale. Ciao Arianna, buonasera. Quindi ragazzi, secondo me i tre film più maledetti, diciamo, degli ultimi tempi sono L'Esorcista, Poltergeist e The Omen, il presagio. Diciamo che questi tre film hanno portato, o per caso o per forze maggiori o perché non lo so, la morte di quasi tutti i protagonisti, diciamo, del film. Sono morti in circostanze strane, poi durante le riprese accadevano cose strane, prendevano fuoco, si rompevano delle cose. Diciamo che la famosa nonna di Linda Blair si ritirava a casa, mi dicevano, e trovava la croce capovolta all'incontrario, come nei film, sai, quelli di paura, che la croce invece di stare col lato lungo sotto sta all'incontrario. Sì, sì, più o meno da 11 minuti, più o meno, 12 adesso. Quindi anche se vi ricordate anche il famoso Superman, anche è stato maledetto, in effetti gli attori hanno fatto tutta una brutta fine, sia dal primo che all'ultimo che è rimasto sulla sedia a rotelle. In effetti tutti quelli che hanno interpretato Superman hanno fatto una brutta fine. E non lo so, Arianna, come regola dovrebbe arrivare la scritta sotto live, perlomeno credo. Poi ragazzi c'è il Corvo, che voi sapete benissimo la morte del famoso Brandon Lee, il figlio di Bruce Lee, che invece di stare un proiettile a salve stava un vero proiettile. Anche se qui di maledizione non si sa nulla, perché pensano che sia stata la mafia cinese, giapponese, che l'abbia fatto fuori, quindi questo non ha nulla a che vedere per, diciamo, per le maledizioni, in effetti. Quindi credono che sia stata più una vendetta per il padre, hanno fatto fuori il padre e il figlio, in effetti. Quindi questa è tutta un'altra storia, quindi è legata a tutta un'altra cosa. Invece l'esorcista, Teomene e presagio sono legati proprio al male proprio, quindi in effetti pare che il male abbia preso il sopravvento nella vita reale. Quindi diciamo in effetti in tutti e tre i film quasi. Sì, sì, anche il padre è morto. Ma il corvo, guarda, l'ho visto, sì, era bello, sì. Però nulla di che, non è a livello, diciamo, come l'esorcista, The Omen, è un altro tipo di horror, in effetti. E l'anima del ragazzo stava nel corvo che voleva vendicarsi della, diciamo, della sua ragazza. Questa è stata la trama del film. Quindi non è proprio, diciamo, film horror horror. Sì, sì, ma si dice che purtroppo sia stata, diciamo, come tutti quanti dicono, la mafia cinese che l'abbia fatto fuori. In effetti hanno ucciso il padre e hanno ucciso il figlio, come molte voci parlano, quindi colpito da un proiettile, anche se la pistola doveva essere a salve. Quindi è stato fatto di proposito, qualcuno ha caricato una pistola vera, quindi è stato voluto, capisci? Non è un errore. Non è che uno c'ha i proiettili a salve e poi va a comprare i proiettili veri, cioè l'hanno voluto. Che città, Stellar? Milano? Dimmi Stellar, non riesco a capirti. Hanno fatto evacuare la tua città. Che città? Tu stai a Milano tu?
Sì, mi ricordo, Hit, quello là vecchio, sì. Vicino a Milano, sì. Che parte di Milano, in effetti? Ma il motivo l'hanno detto perlomeno perché hanno fatto questo, diciamo, hanno fatto andare via. Sì, sicuramente, Arianna. No, sta il nostro amico Stellar, ragazzi, che ora sta dicendo in diretta che stanno facendo evacuare Novate Milanese. Non si sa perché, forse sta succedendo qualche cosa, ragazzi, non lo so. Quindi stiamo in diretta, sto leggendo che vicino a Novate Milanese stanno evacuando. Non si sa perché, forse qualche asteroide, non lo so, ragazzi, qua non lo so. Posso andare a picchiare Salvini e vai, quindi stai vicino. Perché poi non l'hanno detto, Stella, perché stanno evacuando? Il motivo? Ci deve dare una spiegazione o no? Diciamo che stiamo in diretta, quindi lo possiamo anche dire. Sta in macchina. Beh, com'è? È venuto qualcuno, la polizia, a dire andate via? Perché io mo provo a vedere un attimo qua subito a volo, voglio vedere ragazzi, evacuato la zona di Milano, perché non l'ho capito neanche io, evacuazione Milano. Basta che non cade un asteroide stanotte, stiamo a posto ragazzi, Milano. Quindi stiamo proprio in diretta ragazzi, vediamo che dicono qua. 10 settembre, no, oggi è 17 settembre, no. Notizia, voglio vedere proprio 9 settembre, no. 14 settembre, no. Perlomeno guarda, Stellar qui non porta nulla in effetti. Io ho provato a leggere che cosa, evacuazione Milano, Novate Milanese, vediamo che esce un Novate Milanese. No, Novate Milanese, vediamo che però se è una notizia di adesso non è. In effetti qua ragazzi non dicono proprio niente, quindi rogo rifiuti, ma sono cose vecchie in effetti. Sì, ma sì, neanche a me non esce nulla. Evacuazione Novate Milanese non mi dà nulla, Stellar. Ci sta una cosa del 2018 addirittura, quindi non è di mo'. Scusa, hanno fatto evacuare questa zona di Milano, ma il motivo qual è? Cioè non dicono nulla, non lo so. No, ok, vabbè, allora parlo un attimo con Space e vediamo che cosa dicono, dai. Vabbè ragazzi, chiudo un attimo il collegamento, vediamo che sta succedendo a Milano, perché state in linea più o meno nei paraggi con i cellulari accesi, perché farò un'altra diretta. Non lo so, ci sta una evacuazione a Milano, Lupus, non lo so che sta succedendo. Voglio provare a chiamare il gruppo di astronomi, quelli amici miei, che lui abita in quella zona e voglio vedere che sta succedendo, perché stanno facendo evacuare quella zona. Novate Milanese, non lo so, no, non credo, perché ho parlato con Stellar e non parla di terremoto, capisci? Perché lui sta in macchina, però non è terremoto, me l'avrebbe detto, quindi stanno evacuando. Quindi non è che ci sta, che uno prevede il terremoto, capisci? Il terremoto non si prevede. Sì, sì, Stellar Nova, sì, sì, è uno che fa, diciamo, astronomia in effetti. Sì, faccio una diretta, voglio provare a chiamare questi ragazzi che fanno gli astronomi per vedere che sta succedendo, se a livello di. Sì, sì, Stellar, io vado un attimo a domandare al tuo amico che sta succedendo lì. Poi ragazzi, datemi il tempo, faccio una diretta subito quando riesco a capire qualche cosa che sta succedendo veramente a Milano.
parlano di evacuazione, ma io non so dirvi di che tipo, quindi terremoto non è, perché non ci sta il terremoto, ragazzi. Poi parliamoci chiaro, il terremoto non si prevede. Quindi ci sentiamo fra poco. Voglio andare un attimo sul sito astronomico a vedere se può darsi qualche meteorite, qualche cosa, non lo so. Sì, sì, il tempo che salgo, diciamo, sul sito astronomico e vado a domandare che sta succedendo lì. Sì, 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 mo ti faccio sapere, Teofra, se è tempo di chiudere qui e vado a vedere sul sito proprio che sta succedendo lì. Non lo so, vi dico una bugia, ragazzi. Un attimo e vi faccio sapere.